Sono già 98 gli automobilisti e i motociclisti che durante i primi 6 giorni di accensione dei velocar sono stati raggiunti dalle sanzioni della municipale e probabilmente ce ne sono altri a cui arriveranno i verbali. In circa 9 casi su 10 la contravvenzione è scattata per essere passati con il rosso, mentre nelle altre i conducenti si sono fermati sopra la linea d'arresto, senza rispettare la segnaletica orizzontale. Non è una sorpresa per l'Adico, che aveva già previsto come sarebbe andata. Come volevasi dimostrare, il Comune non interessa assolutamente fare prevenzione ma fare cassa e sicuramente i dati erano annunciati. Certamente chi ha voluto con insistenza adottare queste strumentazioni lo sa che avrà in coscienza la rovina di molte famiglie. Tra i velocar attivi dalla mezzanotte di giovedì scorso, quello che ha colto più cittadini in fallo è stato all'intersezione tra via Fratelli Bandiera e via Cruto. Subito dopo si posiziona quello tra viale Ancona e via Forte Marghera. Ma a breve saranno operative anche le telecamere in viale San Marco, in uscita da Mestre all'intersezione con via Sansovino e sulla Castellana all'intersezione con via Liberi. È corretto dire che degli strumenti per fare prevenzione efficaci ci sono e sono i contasecondi. Ad oggi invece assistiamo degli apparecchi che sostanzialmente sono camuffati e la cosa ancora più grave è che non sono segnalati. L'obbligo è di segnalarli e soprattutto adottarli in maniera corretta, un utilizzo che sia consono alla prevenzione. La conseguenza dell'utilizzo indiscriminato di queste apparecchiature sarà la mortificazione del centro storico. I commercianti sono in crisi, l'attività economica del nostro paese è in ginocchio. Oggi prendere l'auto e pensare di venire in centro è veramente da mettersi in mano, pensare di mettere mano nel portafoglio.